Venerdì 5 gennaio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour a Belluno, Marco Crepaz ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo alle prime pagine, cominciamo con quella del Gazzettino di Belluno. Purtroppo l'edizione di oggi si apre con una tragedia, schianto frontale, muore a 22 anni, tragedia a Pederobba, a perdere la vita Patrick Mentil, influencer di Feltre ma residente a Castelcucco, feriti altri 3 giovani, 2 dei quali gravissimi, a bordo del Land Rover contro cui ha impattato dei ragazzi di Montebelluna, 2 di loro sono ricoverati e soccorsi dal SUEM. Lo schianto frontale lungo la Feltrina è stato terribile, le 2 auto polverizzate e i pezzi della carrozzeria disseminati sull'asfalto fino a un centinaio di metri. Un 22enne feltrino morto praticamente sul colpo, 2 i feriti gravi che sono stati trasportati all'ospedale di Treviso, uno in elicottero e l'altro in ambulanza. Il terzo ferito, meno grave, è stato ricoverato a Montebelluna. Questo il tragico bilancio dell'incidente successo ieri verso le 19:40 a Unigo di Pederobba sulla Feltrina. La vittima è Patrick Mentil, residente ora a Castelcucco, 22 anni, ex ciclista, ora aspirante influencer. L'approfondimento lo troveremo a pagina 8. E un'altra tragedia ha colpito la comunità di Falcade, morte in rifugio mentre prepara i dolci agli sciatori. Marito e 118 hanno cercato di rianimarla. Rachele Costa, 65 anni, non ce l'ha fatta. Si è accasciata a terra poco dopo le 6 di ieri. Rachele Costa, 65 anni, mentre stava preparando le brioche per gli sciatori che si sarebbero fermati a fare colazione a rifugio Le Buse nel comprensorio sciistico di Falcade. Un malore improvviso, a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla da parte del suo compagno Eddie Bozza e subito dopo quelli dei sanitari intervenuti con l'elicottero dell'elisoccorso di Treviso, che non hanno potuto far altro che constatare la morte per arresto cardiaco. L'approfondimento di Fontanive a pagina 11. Belluno, IMU scontata per i negozi fantasma, del centro città, in particolare per quelli della centralissima via Mezzaterra, da tempo in stato di abbandono. L'approfondimento di Polazzon a pagina 6. Un altro incidente è avvenuto a Vodo di Cadore alle 16:25, precisamente a Peaio, Range Rover sul fianco, statale Alemagna bloccata, lunghe code ieri pomeriggio in Alemagna all'altezza del curvone tra Peaio e Vodo. Per cause ancora da stabilire, una Range Rover si è rovesciata finendo la sua corsa su un fianco, 3 feriti leggeri e code di 6 km nei 2 sensi di marcia fino alla sera. La protesta, polizia locale agli incidenti nell'esodo, no dei sindaci. Mentre oggi la prefettura si appresta a presentare il piano per il controesodo previsto per il 7 gennaio, sale la protesta dei sindaci per l'invito ai comuni di prestare il solo vigile che hanno per rilevare gli incidenti. Mancano le forze. Da Perarolo il sindaco Pierluigi Savaluto Ferro: capisco che gli agenti a disposizione devono anche garantire assistenza e sicurezza ai personaggi famosi in arrivo in provincia. L'approfondimento di Santin a pagina 3. Belluno, lezioni comunali snobbate dai presidi, cade nel vuoto la richiesta dell'assessore comunale alla sicurezza Raffaele Damiano alle scuole per incontri di educazione civica insieme alle forze dell'ordine, e anche al successivo appello diretto fatto al telefono ai dirigenti. Ha risposto solo uno, la preside Palma Piccoli, che dirige 3 istituti scolastici, Liti, il Catullo e il Brustolon. Ora l'ultima chiamata, dice a Damiano. L'approfondimento di Federica Fanta, pagina 5. Canale d'Agordo, scuola per Casari nell'ex latteria di Don della Lucia, e ancora Cortina, Olimpiadi in vista, Darin pronto al confronto. Una maggiore condivisione nell'ambito dell'amministrazione comunale sui numerosi e dibattiti temi dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 è l'impegno che si è assunto Giorgio Darin, assessore comunale allo sport e ai lavori pubblici, nel recente Consiglio Comunale, in risposta alle critiche sollevate dalla minoranza. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, una notizia a pagina 2, rosa, chiesa sempre più rosa. 9 donne ai vertici, la svolta della diocesi, ricoprono ruoli apicali dai santuari al centro spirituale di Colcumano, dove Irene Pilotto è chiamata ad assumere anche responsabilità ecclesiale. Sono 9 le donne che ricoprono ruoli apicali all'interno della diocesi di Belluno Feltre. La prima nomina in rosa risale a più di 20 anni fa, quando nel 2002 Monsignor Vincenzo Savio,
vescovo di Belluno dal 2001 sino alla morte avvenuta nel 2004, individuò in suor Ernestina Dal Soler la responsabile diocesana per la pastorale scolastica. Ecco quindi una rassegna degli incarichi di responsabilità che in questo momento rivestono le donne all'interno di diversi organismi diocesani. E vediamo appunto alcuni primi piani di queste donne: Paola Barattini e Alessandra Catania, Monica Bezze, Irene Pilotto, Chiara De Marche e Miriam Lessio. Poi la referente dell'equipe per la tutela minori dal luglio 2019 e al lavoro appunto Monica Bezze. L'approfondimento lo troverete a pagina 2. E sempre in merito a queste nomine, Dio, papà e mamma, c'è bisogno della femminilità. Don Davide Fiocco, responsabile delle comunicazioni, ricorda la richiesta partita da Belluno per pluralità di voci. Siamo a pagina 3, vigili per gli incidenti, no dei sindaci, aspettando l'esodo. Dopo la richiesta del prefetto c'è il coro unanime dei comuni che in alcuni casi non hanno neanche un'unità di polizia locale. Oggi Mariano Savastano, il prefetto di Belluno, presenterà il piano per il 7 gennaio anche alla luce delle avverse previsioni meteo previste. Netto Svaluto Ferro, sindaco del comune di Perarolo di Cadore: capisco che la questura debba garantire la scorta ai VIP, ma non si può cavare sangue dalle rape. Una task force di 6 agenti in Agordino, ma deve rimanere un caso episodico, pur con toni e ragioni diverse, ma tutti i sindaci dei comuni bellunesi sentiti ieri sono d'accordo. Il prefetto non può pretendere che gli agenti di polizia locale siano in campo, seppure nei propri comuni, anche la domenica, con l'obiettivo di gestire gli incidenti stradali, visto che polizia e carabinieri sono già impegnati. Un impegno a cui il prefetto ha chiamato anche i comuni con in pianta organica un solo agente. E se in alcuni territori gli agenti comunali saranno in strada per il prossimo appuntamento con un fine settimana da bollino nero per il traffico, e questa data è il rientro previsto per le giornate del 6 e 7 gennaio, questa deve essere considerata una eccezione. Vediamo in questo scatto il sindaco Mauro Salvaterra che illustra il piano straordinario, sindaco del comune di Falcade. Siamo a pagina 5, i presidi snobbano le elezioni con il comune. Ci sono volute una lettera, l'intercessione del provveditore e una telefonata diretta per avere sì da un solo dirigente. Il progetto, firmato dall'assessora Damiano, prevedeva 2 ore di educazione civica con le forze dell'ordine. E oggi a Cavarzano l'addio a Svaluto, anche ieri tanti ricordi. Fabio Bristotto Rufus con autorevolezza sei stato al centro del dibattito politico per 50 anni. L'ulteriore omaggio a Mario Svaluto Moreolo, morto a 86 anni a seguito di una veloce malattia, figura di spicco della politica del capoluogo bellunese. Il viaggio di ritorno alle radici dall'Uruguay, notizia che riguarda in questo caso la nostra web radio Immigrazione 2.0, la rubrica di Radio ABM dedicata ai membri della community di bellunaradici.net. Si avrà modo di conoscere la bellezza della multiculturalità con Alessandro Coppe. L'appuntamento è per domani, sabato 6 gennaio alle 5:15 e 20:30, ora locale italiana su Radio ABM. Il viaggio, l'impresa dal deserto al Pacifico sulla sua moto del 1999. Il racconto di Antonio Dapian: al confine cinese ci dissero che eravamo i primi centauri ad arrivare. L'approfondimento di Daniela De Donà vi aspetta a pagina 5. Noi continuiamo invece con pagina 7. Diventa volontario Croce Rossa, 2 corsi da 20 e 80 ore. La presentazione delle lezioni di formazione lunedì nella sede della città. E sempre dal capoluogo, IMU scontata per i negozi fantasma. Il comune cerca di fermare il declino di via Mezzaterra, che conta tante attività chiuse, ma sale la rabbia dei commercianti lasciati soli. L'agevolazione con parametro quasi dimezzato, spostata da via Psaro, dove la situazione migliora, all'altra emergenza. Ma c'è chi resiste dietro al banco. Se non avviene qualche cambiamento la situazione peggiora ancora. Situazione analoga in via Caffi, dove continua il degrado delle 2 gallerie buie e da tempo mute. E adesso la tragedia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Frontale a Unigo, muore un 22enne feltrino. La vittima è Patrick Mentile, feltrino, residente però a Castelcucco. Era al volante di un Audi che si è scontrata con una Land Rover. A bordo del Discovery 3 giovani di Montebelluna, 2 di loro trasportati al Cafoncello, stanno lottando tra la vita e la morte. Lo schianto frontale lungo la Feltrina è stato terribile, le 2 auto polverizzate e pezzi delle carrozzerie disseminati sull'asfalto fino a un centinaio di metri di distanza. Un 22enne morto praticamente sul colpo, 2 feriti gravi che sono stati trasportati all'ospedale di Treviso, uno in elicottero
elicottero e l'altro in ambulanza. Il terzo ferito meno grave è stato ricoverato al nosocomio di Montebelluna. Questo è il tragico bilancio dell'incidente successo ieri verso le 19:40 a Unigo di Pederoba lungo la strada regionale 348 Feltrina, dove poco dopo l'incrocio con la deviazione che porta a Unigo, le due auto coinvolte, una Audi A3 e una Land Rover Discovery, si sono scontrate frontalmente per ragioni ancora in corso di accertamento, ma sembra che l'alta velocità e un sorpasso azzardato siano stati gli ingredienti micidiali del gravissimo incidente. La vittima è Patrick Mentile, residente a Castelcucco, che avrebbe compiuto 23 anni tra una decina di giorni. Originario di Feltre, era al volante dell'Audi A3 che ha impattato rovinosamente contro il Land Rover con a bordo 3 giovani residenti nel Montebellunese. FM di Z, 27 anni, queste le loro iniziali, gravissimo, ritrasportato al Cafoncello. N.I, queste sempre le sue iniziali, 28enne, anche lui molto grave, trasferito al Cafoncello, e un terzo amico ferito ma non in pericolo di vita, ricoverato appunto al nosocomio di Montebelluna. Patrick Mentile, a bordo della sua Audi A3, era diretto verso Feltre, molto probabilmente stava tornando a casa, forse ha accelerato per arrivare giusto all'ora di cena, invece ha trovato la morte lungo il rettilineo appena superato lo svincolo che porta a Unigo. Ragazzo molto conosciuto, amante degli sport e dell'aria aperta, dopo aver frequentato il liceo Jacopo da Ponte si era iscritto all'Università degli Studi di Padova, ma aveva preferito il mondo del lavoro ed era stato assunto da Leverage Group. Appassionato di ciclismo, aveva corso in una squadra dilettanti, era provetto anche sulle scie, al mare si esibiva spesso sulla tavola da surf. Aria aperta e sfide tra lui e la natura, ecco cosa lo facevano sentire vivo. Ex ciclista, oggi influencer di viaggi e sport, pura adrenalina. Una vita veloce in sella alla bicicletta e poi sui social, dove condivideva video delle sue imprese sportive come un vero influencer. Patrick Mentile avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 18 gennaio. Originario di Feltre, Patrick viveva da sempre a Castelcucco con la sua famiglia, papà Walter, mamma Moira e il fratello maggiore Jacopo. Lascia ai genitori un fratello, il sindaco è sotto shock. Era veramente un bravo ragazzo. Siamo a pagina 9, l'aula dà il via alla rivoluzione digitale, ma il sito intanto è in tilt. Siamo a Sovramonte, oltre 184.000 euro dal PNRR per i servizi di cittadinanza. Sul web poi la beffa, la pagina del comune non funziona. Feltre, strade comunali, operai al lavoro, ripuliti i fossati e le careggiate. E ancora dal Feltrino, dalle Langhe alle isole, le 500 uscite degli escursionisti feltrini. Da 25 anni il gruppo di appassionati di camminata senza confini è cresciuto, arrivando anche nel Trevigiano. Siamo a Selva di Cadore e Civetta Giau, la regione ci riprova. Nel nuovo piano decennale neve ricompare il progetto di collegamento tra i due comprensori già bocciato anni fa. Difende l'idea l'ex sindaca Cestaro, risolto il problema delle migliaia di auto al passo, si parcheggerà alla partenza. A Pieve di Cadore il furioso incendio del 1885 nel libro Contenuto rimosso. E ancora a Cortina, giochi all'orizzonte, Darin promette l'assessore ora via a un tavolo di confronto. Un'altra tragedia invece adesso ci porta a Falcade, fa brioche stroncata dall'infarto, malore fatale all'alba per Rachele Costa, 65 anni, stava preparando i dolci per gli sciatori al suo chalet Le Buse, appartenente a una famiglia di imprenditori turistici. Nei giorni scorsi aveva confidato di sentirsi molto stanca. Si è accasciata a terra improvvisamente poco dopo le 6 di ieri. Rachele Costa, 65 anni, mentre stava preparando le brioche per gli sciatori che si sarebbero fermati a fare colazione a rifugio Le Buse nel comprensorio sciistico di Falcade. Un malore improvviso che le è stato fatale. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarla da parte del suo compagno Eddie Bozza e subito dopo quelli dei sanitari intervenuti con l'elisoccorso dell'Eli di Treviso, che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuta morte per arresto cardiaco. Una notizia che ha destato incredulità e scalpore tra tutta la comunità della Valle del Biois, dove Rachele e la sua famiglia sono molto conosciute, protagoniste della imprenditorialità commerciale e turistica della vallata. Una famiglia, quella dei Costa Bolp, da sempre al centro dell'economia non solo di Canale ma dell'intera valle. Il papà Giancarlo inizialmente gestiva un negozio come rivendita e un forno del pane. Negli anni si era aggiunta la birreria e pizzeria dietro la chiesa di Canale, poi l'acquisto dell'allora rifugio Le Buse, oggi denominato Chalet Le Buse, uno dei punti di ristoro di maggior richiamo del comprensorio sciistico Falcade. Dopo la morte di Giancarlo i 3 figli si spartirono le 3 attività. A Virgilio
figlio toccò il panificio col negozio, a Dino toccò portare avanti la birreria pizzeria e a Rachele lo sciare le buse, mentre la figlia di Rachele, Samantha, porta avanti il Garni Costa. Era parecchi giorni, secondo alcuni suoi amici, che Rachele diceva di sentirsi stanca e affaticata, ma voleva tenere duro anche ancora pochi giorni, almeno fino alla fine del lungo periodo festivo. Le piste, grazie alle belle giornate, sono prese d'assalto dagli sciatori e Rachele sentiva il peso della responsabilità e non voleva lasciare a Eddie le incombenze di tutto il lavoro. E un lutto invece ci porta a Longarone, addio a Umberto Sacchet, giocò nel Longarone nel 63, aveva 84 anni, Umberto Sacchet per tutti, Berto Pianza scomparso ieri all'età di 84 anni, viveva a Soverzene ma era di Longarone e con il territorio colpito dal Vajont aveva un fortissimo legame. Un lutto anche a Ponte nelle Alpi per la morte di Walter Fontana, la sala della cooperativa di Polpetta accoglierà Walter Fontana per l'ultimo saluto, punto alpino di Soccer morto ieri all'età di 65 anni, un lutto cui si associano anche l'amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi e l'intera comunità. In una nota il comune sottolinea che il 65enne si è spento in seguito a una malattia che lo ha strappato troppo presto all'affetto della compagna, della figlia e di tanti amici a cui era profondamente legato. Andiamo in Comerico con San Pietro, traffico di camion in Valvisdente, caos totale, urgente un intervento. Matteo Pradetto Romani, imprenditore del legno, denuncia la difficoltà di ripulire i boschi del sito, strada spesso impraticabile, nessuno si prende la briga di renderla percorribile, lavoro penalizzato. L'intervista è a firma di Yvonne Toscani. E sempre dal Comerico, bus da e per la Pusteria, garantite 3 corse al giorno. Passiamo adesso allo sport, sci di fondo, nevicata sul Tour de Ski, Comarella 30°, Barpa 40°, una tormenta condiziona la prova dei 20 km femminile ad inseguimento, Anna mette in conto il lento ritorno alla forma migliore dopo l'operazione. Calcio femminile, Coppa Domenica Dolomiti a Bassano in cerca del poker, 3 vittorie in 3 gare, ora la qualificazione nel mirino delle girls. E concludiamo con l'agenda, il segreto del Bosco Vecchio, rara edizione alla Biblioteca Civica, parliamo della Biblioteca Civica di Belluno. Le proposte, Cecilia Sala, una montagna di libri nel drammatico panorama internazionale che si prospetta in questo avvio di anno 2024, si dipanerà un incontro odierno di una montagna di libri. La giornalista Cecilia Sala porterà il suo libro L'incendio, incentrato in particolare su Iran, Ucraina, Afghanistan, reportage su una generazione alle 18 all'Hotel Savoia. Ne parlerà con Daniele Raineri e entrambi i giornalisti porteranno le loro esperienze personali oltre che professionali. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi dedico la Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.